Carissimi, meno internet più Cabernet è il motto dello spazio più professionisti imprenditori uniti. Chi vi parla il vostro sparacazzate preferito Federico, rigorosamente in diretta da Martellago in provincia di Treviso, no, da via Carlo Bellerio 41 in Milano, il solito bunker della Lega, sotto il bunker della Lega, perché anzi noi siamo il bunker, perché sopra c'è il palazzo e noi siamo protetti da eventuali attacchi atomici. E quindi stiamo qua sotto. Il palazzo sparacazzate preferito, d'altra parte del Cheno Legnoso, il nostro piccolo angelo regia Sveva, che ci fa un sorriso bellissimo, e qua a fianco a me lui, c'est moi, Mimmo Magnetta in persona. l'Highlander, E oggi l'immarcescibile oggi Mimmo sono Magnetta. inchiodato sulla poltrona qua perché hanno detto che mi muovo troppo durante la trasmissione. Era ora, perché non si capisce niente. Cioè, allora, dovete capire che Mimmo è purtroppo diciamo, leggermente disabile. Ecco, fa fatica a muoversi e tutto. Quando è qua sotto fa i salti, cioè fa i chilometri, salta di qua, salta di là, scavalca, esce, entra, fa gli scali. Cioè, se l'INPS vedesse Mimmo gli toglierebbe anche la pensione. Ma mica c'ho la pensione dell'invalidità. Non ce l'hai la pensione No, non ce l'ho. Non riuscii ad averla. Vergognato, questa è una di un vergogna. amico che non mi volle presentare la persona giusta, perché qua in Italia basta che conosci le persone giuste, riesci a fare di tutto. Amico mio, fatteli cazzi tu, amico ma io me li mio. volevo fare, ma non ci sono riuscito. Quello credo Mimmo, perché è impossibile. Comunque, vabbè, questo è lo spazio più in collaborazione col SINAP, ricordiamolo, perché il venerdì è il momento del SINAP. Non credo, perché io Antonio Fellone non lo vedo da 2 mesi. Tu, io invece che è scappato in Corea del Nord da Kim Jong-un. Perché fanno le nuove prigioni in Corea. Sì, la Corea è bella, respiri buono, poi Kim Jong-un è un amico, è un ragazzo sensibile. Kim Jong-un mi sa che paga pure meglio gli agenti che si occupano delle carceri in Corea, sbaglio. Quello è vero, ma non credo che li paga molto, però sicuramente si vede meglio in Corea. Quella Corea del Nord è bella, è bella, molto bella. Io ci ho fatto i miei viaggi di nozze in Corea del Nord. Con chi? Quando ti sei sposato? Quando mi sono sposato nel 75 in Abruzzo con la vacca, con quella mia moglie. Quello credo, non so però se abbiamo già in collegamento con noi il mitico co-conduttore. Quello è buono. Antonio, quando c'è con noi buono, Antonio Fellone, il mitico segretario generale aggiunto del SINAP. Quello non credo che ha aggiunto, perché quello non è che il pepe e il sal che ce lo aggiungi dopo, quel Fellone c'è. A parte proprio della... E quello è come un soprammobile, dove lo metti lo trovi. Antonio Fellone, non sai che non ti vediamo? No. Antonio c'è, cioè si sente ma non si vede. Non ti vedo sullo schermo qua sotto, non riesco a... Allora, in diretta da Calcutta, Antonio Fellone. Ecco, meno male. Io spero di morire prima, lo dico a tutti, anche perché noi in pensione non ci andremo mai, quindi a sto punto che campi a fare se sei senza speranza? È meglio che il Signore ti porti via subito, così la penso. No, ma Mimmo la pensione ce l'ha, infatti. Io ci sono arrivato. Ecco, alla facciazza tua. Ci sono arrivato a fatica. Detto da uno che si spacca la schiena proprio. Vabbè. Guarda cosa mi tocca sentire, mannaggia. Senti un po'. Oggi di che cosa dobbiamo parlare? Fermi tutti. Qua dobbiamo dare le coordinate, perché metti che per sbaglio noi diamo voce alla nostra gente, la tua voce libera senza filtri né censure, cioè questi qua sono tutti i moti di Radio Libertà, la vecchia Radio Padania Libera. Quindi 0292947222 per chiunque volesse dire la sua, anche dalla Libia, perché ormai in Italia si parla solo di Libia. 0292947222, si parlano di carceri libiche. Avevano arrestato su un dubbio mandato della Corte Penale Internazionale, dopo che si era fatto un bel tour in Europa, il capo delle guardie carcerarie libiche, il generale Al-Masri, capito?
e poi hanno visto che non era cosa e l'hanno rimandato in Libia, e da quel momento in poi, dal 19 gennaio in Italia si parla solo e soltanto E di questo l'Albania signore. dov'è finita? L'Albania non va più di moda, va di moda la basta. Libia, quindi dalle Alpi all'Oceano Indiano. Voi che ci ascoltate, in particolare cari amici di Tripoli e del Golfo della Sirte e di Bengasi, chiamate e dite la vostra. Libigo. Ma guarda, posso dirvi, espelletemi a me Libia, mi sono stancato di stare. Tanto a sto punto, tra Milano, che è la brutta copia del Cairo, e la Libia, io preferisco l'originale. Mandatemi a Tripoli. Sto pensando di farmi cacciare dalla radio. Una volta c'era un hit particolare dove c'era una canzone che inneggiava: Tripoli, bel suol d'amore, mi giunga presto questa tua canzone, ecco, sventoli il tricolore. Invece per i WhatsApp 340-670-9659, ripeto 340-670-9659. Oggi venerdì 7 febbraio, che è la giornata contro il bullismo, pensate un po', e quindi se c'è qualcuno di qualche baby gang che ci vuole scrivere, 340-670-9659, noi ci siamo. Antonio ci manda tutti in Libia a fare le vacanze a spese sue, ragazzi. Uh-huh. Sì. Antonio, fermo là, Antonio, scusami, ma abbiamo la prima chiamata della serata e qua abbiamo questa brutta regola che diamo la precedenza a chi ci ascolta. Quindi la prima chiamata, buonasera, chi è e dove chiama? Allo? Pronto? Ecco, questa è l'emozione. Pronti? Buonasera. Sì, pronto, buonasera, usando le vostre parole. Buonasera a voi, manica di sfaccendati. Eccola là, finalmente qualcuno che ha capito tutto. Oh, bravi. Allora, stavo dicendo tra me e me, ma guarda che Trump ha dato una bella idea, sai. Cioè, come lui vuole chiamare il Golfo del Messico, chiamarlo Golfo d'America, così potremo ridenominare il Golfo di Taranto o della Sicilia in Golfo della Sirte. Che ne pensate? No, non puoi copiare, c'è già il Golfo della Sirte, scusami. Questo è plagio. È plagio. Questo è plagio. Sì. È plagio. Deve essere una cosa originale, nuova. Un reato perseguibile dai 2 ai 4 anni il plagio. Sì. Sì, la SIAE che ci ascolta potrebbe far chiudere Radio Libertà dopo questa. E poi senti un po' una cosa, no? Sai che qualche tempo fa il nostro caro Sua Maestà Presidente della Repubblica ha conferito le onorificenze per fatti e atti, eccetera, eccetera. Ecco, io istituirei adesso il Cavaliere alla Sicurezza, un nuovo titolo onorifico, Cavaliere alla Sicurezza, quindi una persona potrebbe essere nominata Cavaliere alla Sicurezza per aver compiuto coraggiosamente, come ha compiuto, atti come quelli che ha compiuto la Guardia Giurata, che ha fatto quasi fuori quel rumeno vandalo, avido, ladro, che adesso a nostre spese è anche ricoverato in un ospedale. Che ne pensi?
Quello era un povero ragazzo che ha rischiato la vita per fare il suo lavoro di ladro, e io ovviamente mi auguro che si riprenda immediatamente e torni. Giustamente chi ha sparato verrà perseguito a norma di legge e verrà assicurato alla giustizia. Questo è quello che E che ne direbbe un pensi? TG normale, E che, quindi io mi e che ne associo. pensi Beh, glielo del facciamo dire titolo ad Antonio, onorifico glielo facciamo dire ad Cavaliere alla Antonio Fellone, Sicurezza? dai, Cavaliere alla Sicurezza. ti Sì, sì. facciamo rispondere da Antonio. Antonio Fellone, a te la risposta. Ragazzi, poi da tutta Europa vengono in Italia perché sanno benissimo che avevano una giustizia che fa ridere, una giustizia da Repubblica delle Banane, quindi sanno che se vieni qua a rubare dal Cile, dalla Georgia, dal Perù, la passi tranquillamente liscia. Eh, No, no, ma è anche da dire agli amici a casa che abbiamo un'opposizione che sta bloccando il paese dal 19 gennaio per questo signore libico che dopo che si è fatto 20 giorni di vacanza in tutta Europa passa la frontiera e diventa un criminale della Corte Penale Internazionale, mentre quando era in Francia, in Germania, in Lussemburgo e nel Regno Unito tranquillamente poteva fare shopping, andare in giro, era tutto normale. E quindi sappiate, cari amici a casa, che l'opposizione, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e il Partito Democratico stanno paralizzando le istituzioni perché vogliono che il governo riferisca, cosa che ha fatto il ministro Nordio in maniera eccellente, e quindi per una volta salutiamo il ministro della giustizia che è un po' il datore di lavoro di metà tutti. redazione qua quando facciamo questa trasmissione, quindi grazie ministro, sei un uomo bellissimo, che Dio ti conservi e ci assicuri ancora 20 anni di guida al ministero e illumini le nostre vie. Ecco. Ecco. Risolva tutti i problemi che No, appunto ci a sono parte, da a parte gli decenni nelle scherzi, galere abbiamo apprezzato però, italiane. insomma, cara opposizione italiana, caro PD, cara Alleanza Verdi e Sinistra, caro Movimento 5 Stelle, non si può paralizzare una nazione intera perché negli altri paesi il sistema penitenziario ha ben altri standard. Non ci puoi fare niente. Sappiate che quasi nessun paese al mondo ha gli standard che ha l'Italia. Questo lo dobbiamo dire, nonostante tutto quello che avviene, quasi nessun paese, la Francia è il primo paese in cui stranamente ci sono detenuti che muoiono, addirittura vengono privati degli organi interni quando vengono consegnati alla famiglia. Questo è il sistema penitenziario francese, e la Corte Penale Internazionale non dice mai niente. L'Unione Europea, le istituzioni, quando accadono queste cose in Francia, non dicono e non alzano un dito. Quindi se in Francia, che è vicino a noi, accade questo, figuratevi nel paese del terzo mondo, o meglio nei paesi che sono un po' più in ritardo con lo sviluppo, quello che accade. Noi abbiamo diversi tunisini che ci raccontano che in Tunisia il carcere è un buco a terra dove sono solo mazzate in continuo. Quando tutto va bene riesce a corrompere la guardia di turno, così si dice, almeno si racconta, e che ti porta l'agnello da sgozzare e mangiare con tutti gli altri compagni in Ah, no, carcere. pensavo che gli facessero trovare un bidet, roba che in Francia i No, bidet non esistono. no, no. Antonio, scusa? Posso chiedervi, Sì. Sì.
Ma su questo la regia ha un contributo audio-video, quindi mandiamo i contributi audio-video e poi ne parliamo. Come, e come ne siamo d'accordo? Dai, così si capisce anche meglio. Via il primo contributo audio-video. Dai. Questa cosa qua poi lo chiamiamo. Posso? In diretta, ritorniamo in diretta dopo aver sentito questi due video estratti da Striscia la Notizia, in particolare da Pino Abete. Antonio, così abbiamo mandato e gli ascoltatori conoscono sicuramente la situazione perché Striscia la Notizia è forse il telegiornale più guardato in Italia.
Vogliono essere sinceri e soprattutto che i comandanti di reparto sono a conoscenza. Ma che stiamo dicendo? Ma che è sta stronzata? Ma cosa? Ma questo raccontando sta storia di parla. Magari i amici di Cuore Pasquale che stanno discutendo che non conoscono la realtà possono pure crederci, ma raccontarla a persone che anche fanno il lavoro e conoscono le carcere ti farà brividire, perché sono tutti cavolati. Questo voglio dire a chi ci ascolta. Quello che ha detto il signore, Antonio, ti posso fare una domanda, Antonio? Antonio, ti devo interrompere perché siamo al primo Ok, spazio. stacco velocissimo e telefonata. Pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. E rieccoci in diretta a Spazio Pio con il Sinap, la trasmissione consacrata alla sicurezza. E passiamo alla seconda chiamata della serata. Buonasera, chi è e da dove chiama? Buonasera, sono Chiara da Salerno. Prego, Chiara. Vorrei dire giusto due parole. Secondo me l'inviato di Striscia, Luca Abete, non ha sputato merda sul corpo di polizia penitenziaria, ha fatto vedere una situazione da un punto di vista diverso, e visto che il dottor Fellone ricopre un ruolo abbastanza importante, anziché nascondere e dire che il servizio non è apprezzato, dovrebbe quantomeno mettersi in contatto o scoprire questi detenuti, da dove mandano in diretta questi video, e capire qual è la mela marcia e toglierla dal posto che ricopre. Dovrebbe essere visto come un aiuto. Grazie del Non tuo puntare il intervento. dito. Grazie del tuo In intervento. effetti, Antonio, però una cosa capita anche a me, arrivano anche a me marea di video di TikTok girati all'interno delle carceri. Ci sono... Quello che fai o meno.
Antopos. Antonio. Antonio, mi sembri Savino, no, mi sembri Savino Montaruli, che è un'altra persona che io invito spesso in trasmissione e non mi fa mai parlare. Fammi interloquire anche a me, ti voglio fare una domanda precisa però. No, allora, questo signore l'ergastolano che ha fatto sto filmato, che è pure un coglione, perché secondo me uno non può fare un filmato così e trasmetterlo perché si dà la zappa sui piedi, è conosciuto, si sa dove sta. Se si sa dove sta Scusate, detenuto, scusate, se l'ergastolano vuole dire qualcosa, 029294 telefonare. 7222, diamo diritto di replica perché sennò rischiamo di essere denunciati. Forse Sì. l'ergastolano, attenzione, dalla regia ci dicono che l'ergastolano ha chiamato, quindi no, non è vero. No. Ok, scusate, ma... No, ecco, la mia domanda è questa, Antonio. Allora, sicuramente questa persona è una persona conosciuta. Il carcere dove questa persona sta è conosciuto. Il corpo di polizia penitenziaria che appunto sovrintende alla custodia di questo signore ha rivoltato come un pedalino l'istituto, la cella e tutto l'intero istituto, perché io sono pragmatico. Laddove succedono questo Nello Trocchia sul Domani però non lo scrive. Nello Trocchia sul Domani non lo scrive, sul Fatto Quotidiano neppure. Allora noi per informare i nostri ascoltatori lo dobbiamo dire. Appunto, dobbiamo Una chiedere volta... anche perché la curiosità è tanta e le linee sono bollenti. Scusa Mimo, ma qua i centralini stanno esplodendo allo 0292947222. Probabile. Diamo la linea all'ascoltatore che da qualsiasi posto esso ci chiami. Quindi buonasera, chi è e da dove chiama? Ciao, sono Marco, chiamo da Milano. Da Milano, a te. Milano libero o Milano qualche casa circondariale di reclusione? Perché qua ormai dobbiamo specificare. Milano ancora libero, Ok. a piede libero. Va bene. Prego Marco. Senti, volevo dirti che io sono profondamente indignato perché non si può mettere sullo stesso piano un ergastolano e la parola di un ergastolano con quello di chi vive una situazione solo per motivi professionali allucinante come quella delle nostre guardie penitenziarie. Io devo dire solo questa cosa: l'Italia è l'unico paese che mette sullo stesso piano la parola di un fetentone. Io non so quali reati abbia compiuto questa persona, non lo voglio nemmeno sapere, so solo che ha una condanna a fine pena mai. E l'onorabilità di chi da galantuomo deve portare a casa il proprio stipendio in condizioni spesso di pericolo di vita personale, ecco, non è assolutamente paragonabile. E io mi chiedo, ma di questo passo, ma dove andiamo? Ma dove andiamo? Cioè, anche dal punto di vista etico, giornalistico, consentimi, dovrebbero essere fatte delle verifiche per legge in modo tale che voglio dire, quantomeno venisse acclarata la realtà dei fatti. Dopodiché sappiamo che i telefoni cellulari entrano per 1000 motivi, non è detto che entrino attraverso le guardie penitenziarie, magari entrano con un educatore, entrano con un avvocato, ma io sento sempre le persone scagliarsi contro le forze dell'ordine e questo è inaccettabile perché l'autorità deve essere rispettata. Va bene? E prima di tutto è quella che porta una divisa per il nostro bene e per il bene della collettività. Vi ringrazio. Grazie Marco. Antonio, a te.
No. Però Antonio, scusami, qua entro io in gioco. Allora, io ho avuto notizia che questo famoso ergastolano è in isolamento nell'istituto dove si trovava e non sia stato nemmeno trasferito. In altri istituti penitenziari, chi ha fatto entrare i telefoni gli viene fatto fare un piccolo periodo di isolamento, poi addirittura viene messo a lavorare settori colloqui. Questo in un carcere lombardo molto vicino alla radio. Cioè, il problema comunque dell'amministrazione penitenziaria c'è, perché il fenomeno a livello centrale è preso sotto gamba. Cioè, la questione corruzione, la questione telefoni non è stata mai presa seriamente. Abbiamo addirittura il dottor Gratteri, ex procuratore nazionale antimafia, ora addirittura procuratore presso il Tribunale della Repubblica di Napoli. La procura di Napoli è quella più grande d'Italia. Pensate un po', cari amici a casa, che questa cosa qua la dice da anni, eppure non è stato mai preso un provvedimento da parte dell'amministrazione penitenziaria. Poi alla fine non sono i dirigenti dell'amministrazione penitenziaria a pagare, sono gli agenti di polizia penitenziaria. Cioè, scusate il francesismo, la merda cade sempre in basso, Antonio. Perché non si riesce a cambiare? Perché i dirigenti responsabili non vengono fatti ruotare, non vengono trasferiti? Chi è responsabile di questa situazione si ritrova sempre al suo posto, che sia dirigente o detenuto, e pagano sempre le ultime ruote del carro, cioè gli agenti di polizia penitenziaria? No, ma Antonio, ma qua entrano gli smartphone, cioè la cosa grave, perché TikTok è inondato, qua entrano telefoni, dispositivi di una certa caratura, di una certa tecnologia, alcuni grandi come una piastrella, quella è la cosa grave, Antonio. Però abbiamo anche carceri del meridione dove purtroppo, e non voglio fare nomi o cosa, è la norma. In Puglia in particolare, a noi dispiace, abbiamo avuto varie segnalazioni, è la norma questa. Antonio, a Foggia io provengo da quella zona, ho ancora dei parenti e tanti amici anche nel campo sindacale che mi parlano appunto di Foggia, della situazione della criminalità che impera non solo a Foggia Galera ma a Foggia città, in tutta la regione. Cioè, in certe regioni la criminalità fa un po' quel cacchio che gli pare. Sì. Ma però
Traditore. Buon tempone, dai. Ecco. Mm-hmm. Mm-hmm. Ecco, allora noi ci auguriamo, dopo tutta questa attenzione mediatica, che chi di dovere a Roma intervenga come si deve, perché le risorse e i mezzi per intervenire ci sono, e chi a Roma ha le responsabilità di farlo lo deve fare, perché si stanno moltiplicando. Abbiamo avuto anche il caso di Catanzaro che è stato eclatante, addirittura. Non voglio ricordarlo, ricordiamolo invece, dove c'era la direttrice del carcere che si andava con i detenuti: sentite, qua entra droga e telefoni, non dovete rompere le palle. Questo diceva. La direttrice è stata assicurata alla giustizia, però insomma sentire storie del genere che continuano a succedersi in continuazione, addirittura nei media più visti dalla popolazione, perché TikTok, che a noi piacciono, è usatissimo dalla popolazione italiana in generale. Insomma, vedere in un posto che dovrebbe essere la presenza dello Stato consacrata, cioè più del carcere lo Stato dovrebbe essere presente. Ecco, sapere che ci sono alcuni istituti in Italia dove questo avviene con estrema facilità fa malissimo, soprattutto a chi quella divisa la porta e a chi da casa le tasse le paga e si è sempre comportato bene. Siccome i mezzi e gli uomini a livello centrale ci sono, io mi auguro che chi a Roma ci ascolta, e ci ascoltano da Roma, è come se ci ascoltano, si sbrighi, si muova, perché la situazione sta andando avanti da anni e si sta gonfiando. E quindi chi ci rimette, cari amici che ci ascoltate da Roma, non sono i dirigenti, le alte sfere, sono gli agenti di polizia penitenziaria, quelli onesti soprattutto, che a volte si ritrovano minacciati sotto casa. Sì, E soprattutto in perché alcune zone in Italia dove la criminalità organizzata è molto forte. questo succede non solo in Puglia, in Campania, in Calabria, ma anche appunto anche in Lombardia. Comunque abbiamo con noi Pasquale Gallo, che salutiamo. Bentornato Pasquale. Buonasera a tutti, grazie. Che ci dici, Ciao. Pasquale? Come vanno le cose? Che ci racconti di bello? Se c'è qualcosa Diciamo di che bello. l'unica cosa bella è che oggi c'è il sole, poi per il resto a livello lavorativo, diciamo così, le cose sono sempre come ci siamo sentiti l'ultima volta. La situazione è sempre abbastanza, non dico deprimente, ma quasi. È complicata, Perché insomma, diciamo che è sempre complicata come... complicata, diciamo così. Sì. E cosa proponi tu? Secondo te cosa si può fare per cercare di risolvere parte dei problemi? Sul tema sul tema dei telefoni, del rinvenimento di sostanze stupefacenti, droghe, eccetera, eccetera, siamo sempre là, possiamo girarci quanto vogliamo noi, e il problema è che si sono abbassati i livelli di sicurezza. Sono abbassati i livelli di sicurezza perché
il numero di personale si è ristretto negli anni, il personale è diventato più anziano, quindi la prima soluzione sarebbe ovviamente quella di rimpinguare il personale, ma capisco bene che non è una soluzione adottabile nell'immediato. Ci vorranno anni perché si riescano a riempire di nuovo le dotazioni organiche. Nell'immediato cosa possiamo fare? Possiamo applicare pene più severe, trasferimenti immediati dei detenuti. Una volta infatti non si era la usava norma, così, era la norma un questa. detenuto faceva qualcosa veniva immediatamente sfollato. Oggi invece è diventato più complicato? È diventato più complicato e si sta verificando pure un'altra cosa, che in alcuni casi si verifica che alcuni detenuti aggrediscono gli agenti dicendo è l'unico modo per essere trasferito. Cioè, e manco vengono trasferiti spesso. Si sta verificando in alcuni casi anche questo, purtroppo, e perché, come si dice, il detenuto magari su certe cose che chiede di essere trasferito, non viene accontentato, dice l'unico modo per andare via da questo istituto devo fare questo e mi mandano via. Purtroppo è una situazione di difficile gestione. Pasquale, perdona l'interruzione, ti faccio una domanda. Sì. Il detenuto che vuole essere trasferito e non ci riesce, prende e aggredisce la gente, di che nazionalità è? Perché mi hanno riferito alcuni colleghi che per essere trasferito l'unico modo che ho faccio mettere in mano in gola. Ma di che nazionalità sono questi detenuti? Spesso sono detenuti o extracomunitari o sono detenuti con particolari problematiche, perché poi c'è da dire pure questo. Ci sono detenuti, articolazioni della salute mentale all'interno degli istituti hanno ancora peggiorato la situazione, perché mentre prima c'erano gli OPG, adesso gli OPG non ci sono più, questi detenuti vengono ristretti in sezioni particolari degli istituti, dove però non possono essere gestiti come un detenuto normale. Quindi servirebbe personale formato a gestire esclusivamente questa tipologia di detenuti, una presenza più massiccia del personale sanitario in queste sezioni detentive, e attualmente si soffre di una carenza vistosa anche del personale sanitario, quindi parliamo di medici, parliamo di specialisti, parliamo di infermieri, e tutto questo sta causando una enorme difficoltà. Si pensi ad esempio ai detenuti che spesso devono uscire fuori quasi tutti i giorni per visite ambulatoriali programmate, non si riesce a tradurli per mancanza di personale, stanno fioccando ricorsi da parte dei detenuti perché magari non si riesce a tradurre il detenuto perché non c'è personale per la traduzione della visita ambulatoriale programmata, quando poi si potrebbero creare all'interno degli istituti, almeno quelli più importanti, dei centri clinici attrezzati con medici specialisti, volto a far sì che i detenuti che magari soffrono di determinate patologie non debbano uscire fuori e recarsi in ospedale per fare delle visite, magari a volte anche delle semplici radiografie. Ma non li avete in campagna? Io so che nel Lazio, a Roma in particolar modo, c'era Giulio Andreotti che certi controlli li andava a fare a Regina Coeli, al centro clinico di Regina Coeli. Parlo di svariati decenni fa. CDT, ma non sono abbastanza attrezzati, quindi non c'è soprattutto personale a volte disponibile a farlo, cioè non ci sono tecnici radiologi, non ci sono infermieri specializzati in determinati prassi, e quindi che cosa si fa? L'ASL automaticamente gli prenota la visita fuori, ma gli prenota la visita fuori non solo negli ospedali, anche presso strutture convenzionate. E i detenuti devono essere trasferiti ovviamente con una scorta a seguito. Parliamo quindi di un detenuto magari deve avere appresso una scorta composta da almeno 3 uomini che li deve accompagnare a fare la visita, ma non è una sola visita, ne programmano tantissime al giorno e molto spesso non ci si riesce. E poi dicono che la sanità non funziona in campagna. Invece, infatti, questa è un'altra anomalia, per i detenuti funziona bene. No, tra l'altro ricordiamo che i detenuti hanno la precedenza su tutte le altre persone. Esatto, e hanno la precedenza, e molto spesso non c'è neanche una sorta di coordinamento volto a far sì che anziché prenotarmi tante visite tutte insieme nella stessa giornata, scaglionarle in giornate diverse, in modo tale che si ha la possibilità di organizzare le traduzioni con quel poco personale che c'è.
perché bisogna pensare anche che il personale di polizia penitenziaria del nucleo è impegnato a garantire anche la presenza dei detenuti in aule di udienza al tribunale. Certo, quelli che sono anche i domiciliari. Quelli che sono anche domiciliari devono essere controllati. Quindi quelle sono servizi inderogabili che non si possono derogare, e quelli si devono fare per forza. Quello che si può rinviare è la visita ambulatoriale programmata, e molto spesso quella viene annullata per mancanza di personale. Ho capito. Questo sta causando una serie anche di ricorsi da parte dei detenuti, che tramite i loro avvocati dicono: io diritto alla salute me lo devi tutelare e mi devi tradurre. Oppure che cosa succede? Che magari il detenuto non può essere tradotto perché non c'è personale, va dal medico al pronto soccorso del carcere, si sente male, il medico lo deve inviare per forza col rito d'urgenza in ospedale col 118, e a quel punto deve essere tradotto nell'immediatezza, si deve andare a sguarnire magari una sezione detentiva, si deve andare a sguarnire un muro di cinta, si deve andare a sguarnire una portineria per accompagnare il detenuto all'esterno. Quindi si lavora in continua emergenza e in modalità dinamica, dove non c'è più la sicurezza, la certezza di un orario di servizio, si sa quando si monta e mai quando si smonta. Pasquale, ti posso fare una domanda? Con Antonio spesso e volentieri parliamo di nuove assunzioni nella polizia penitenziaria. Quanti nuovi agenti sono arrivati? Dove ci sei tu? No, lì, proprio nel posto dove tu lavori. Quanti ne avete visti arrivare? Quante centinaia? In un anno, intende? No, anche in un decennio. Allora, ne arrivano sempre centinaia, proprio sarebbero un lusso, centinaia sarebbero un lusso. Ne arrivano, quello che posso dire è che ne arrivano sempre molti di meno rispetto a quelli che vanno via per la pensione, per il pensionamento. Qui si fa molto leva, in Campania soprattutto, sul personale distaccato, cioè personale che non è trasferito definitivamente, ma è distaccato per svariati motivi, ad esempio distaccato perché ha figli minori di 3 anni, o distaccato perché c'è un disabile a carico, un'assistenza al disabile, personale che adesso ce li hai, ma poi dopo magari non ce l'hai più perché cessati i presupposti deve rientrare nella sua sede originaria di servizio. Certo. Quindi diciamo alla carenza di personale qui si sopperisce molto spesso con i distacchi cosiddetti in entrata. Ma non si riesce a fronteggiare l'uscita del personale anziano, perché negli ultimi anni si sta avendo un esodo proprio massiccio di personale anziano che ha raggiunto il limite d'età e sta andando via in pensione. E a cui certamente non si può chiedere anche il sangue, perché hanno già dato tutta la loro esistenza. Hanno già dato tutto, e anzi devono pure smaltire centinaia di giorni di congedo arretrato. Quindi molto spesso al collega che gli manca un anno per andare in pensione, tu tutto quell'anno non lo vedi più, certo, perché magari ha centinaia di congedi di ordinario arretrato da smaltire, sì, che non è riuscito a fruire. Ne so qualcosa, conosco una persona che appunto a cui si è persa 3 mesi di congedo perché non li ha fatti, a un certo punto gliel'hanno soppressi. A volte questo, è vero, sì. Pasquale Gallo, come è umano lei. Lo so, è tutto vero, non è fantozzi, è tutto vero, cari amici a casa. Purtroppo è la verità. Io devo raccontarvi la verità, poi possiamo girarla come vogliamo, insomma, ma la realtà obiettiva dei fatti è questo, è di chi è la responsabilità. Non è, purtroppo la responsabilità va divisa su tutti, non è di una persona in particolare. La responsabilità è dovuta al fatto di anni di incuria e di trascuratezza del nostro corpo, dove la polizia penitenziaria è sempre stata messa all'ultimo posto nell'agenda politica. E questi sono i risultati. Adesso si sta cominciando a metterla magari non all'ultimo posto, neanche al primo, però comunque si stanno facendo passi avanti, ma temo che ci vorranno anni per recuperare il terreno perduto. E bisogna stringere i denti e resistere. Giusto. Esatto. Antonio Fellone, ti sei azzittito? Antonio, dato che Antonio, ciao. Siamo sul finire del nostro tempo, perciò a te
Antonio, soprattutto più che giù le mani dalla polizia penitenziaria, considerate la posizione che tu occupi, fanne assumere qualche decina di migliaia in una botta sola, perché se poi appunto in campagna ne arrivano proprio sulle dita di una mano e non si risolve niente. Sì. Vabbè, allora, qua stiamo sforando alla grande, è stata una trasmissione caldissima, però è arrivato... Ecco. Sì. Grazie a te, Antonio. Facciamo chiudere a Pasquale, dai Pasquale, chiudi tu, vai. Io do un abbraccio fraterno a tutti gli amici video e radioascoltatori e mi auguro che i nostri appelli vengano comunque raccolti e questa trasmissione sicuramente sarà utile per accendere i riflettori, come già fa tra l'altro, su un corpo di polizia penitenziaria che è un corpo prestigioso e che merita la degna attenzione. Vi ringrazio tutti, vi abbraccio e mi auguro di risentirci presto. Ciao, e che orecchie per intendere? Intenda. Avete ascoltato Spazio Più.